Buonasera e bentrovati a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di Chiara Adorno, la studentessa universitaria di 18 anni, travolta ieri sera da uno scooter e poi da un'auto mentre attraversava la strada sulla circonvallazione. E polemica sull'abbattimento della cavalcavia pedonale. La mafia dei due continenti, 17 fermi tra New York e Palermo per estorsioni, turbativa d'asta e incendi. Riemerge il nome dei Gambino. Vale 800 milioni la finanziaria regionale per il 2024, tra i provvedimenti della nuova manovra di Schifani anche gli sconti sul bollo auto, gli incentivi per il lavoro e le royalties ai comuni sull'estrazione del gas. Anche la Commissione Antimafia regionale indaga sul concorso Parentopoli per 46 forestali della regione con 20 milioni di euro. Il primo in graduatoria è il figlio dell'ex capo regionale. Oggi storie del passato e del presente che narrano il lavoro di vicinanza e prossimità dei carabinieri. Questo il filo conduttore scelto per il calendario storico dell'Arma 2024 presentato nelle sedi dei comandi provinciali dell'isola. Della giornata internazionale del cappuccino, uno dei simboli della colazione all'italiana, c'è anche chi ne ha fatto uno strumento per diventare popolare sui social come un influencer di Messina. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di Chiara Adorno, la studentessa universitaria di 18 anni travolta mentre attraversava la circonvallazione a Catania. Ce ne parla Adelaide Barbagallo. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'incidente che ha causato la morte di Chiara Adorno sulla circonvallazione di Catania. Il reato ipotizzato è omicidio stradale. Nei prossimi giorni l'autopsia che porterà come atto dovuto all'iscrizione nel registro degli indagati dei conducenti dei due mezzi coinvolti, una Fiat Punto e uno scooter Honda. Chiara è stata travolta sulle strisce pedonali della circonvallazione di Catania, prima dal conducente dello scooter e poi dall'automobilista che guidava la Fiat Punto. 18 anni, studentessa di biologia, originaria di Solarino, frequentava da poco l'Università di Catania. Ferito e ricoverato al Policlinico ma fuori pericolo il suo fidanzato che era accanto a lei. A terra restano i segni, freddi numeri e spray bianco che ricostruiscono la dinamica di un incidente in un tratto già tristemente noto. Gli incidenti sono all'ordine del giorno, già nella mattinata ce n'erano stati due, perché i ragazzi attraversano, la macchina si ferma dalla precedenza ma quelli dietro vanno a tamponare la prima macchina. C'era il cavalcavia, era una cosa comoda, ora non so qual è la motivazione perché l'hanno tolto. Però il problema è che questa è una circonvallazione, secondo me dovrebbe essere una strada a scorrimento veloce, ma non lo può essere con tutti questi passaggi pedonali, semafori. Un incidente che solleva tante polemiche, a partire dal cavalcavia che con l'abbattimento del ponte è stato smantellato e mai più ripristinato. L'intera comunità dell'Università di Catania, ha affermato il rettore Francesco Priolo, piange la sua scomparsa. Ancora una volta è stata una studentessa a pagare il prezzo più caro della malsana gestione di uno dei punti più critici della viabilità catanese, scrivono gli studenti e l'associazione Le Finestre. Adesso abbiamo l'argomento blitz della polizia e dell'FBI contro le famiglie mafiose che operano tra Italia e Stati Uniti. Si rafforza il legame tra i Gambino di Cosa Nostra palermitana e i boss americani per imporre nuove strategie del racket. 17 fermi per associazione mafiosa ed estorsione. Il servizio di Giusy Lazzara. Blitz della polizia e dell'FBI contro le famiglie mafiose che operano tra Italia e Stati Uniti. Scattati fermi tra Palermo e New York per 17 persone ritenute appartenenti o legate con vecchi boss dei clan palermitani di Torretta, Partinico e Borgetto. La famiglia mafiosa newyorkese dei Gambino, protagonista dell'inchiesta Pizza Connection condotta da Giovanni Falcone negli anni '80, torna al centro di un'indagine congiunta dello SCO e dell'FBI. I boss americani, emerso dalle indagini, continuano a fare affari con gli affiliati siciliani. Dall'indagine coordinata dalla DDA di Palermo è emerso anche un rafforzamento dei rapporti tra esponenti di alcune famiglie storiche di Cosa Nostra palermitana, i cosiddetti scappati, con la Cosa Nostra americana. Dai cugini
i siciliani, gli americani hanno imparato il metodo: chiedere somme ragionevoli per non inimicarsi le vittime. Una strategia che il racket del pizzo mafioso in Italia attua da tempo e che ora, su consiglio di un vecchio capomafia di Partinico, Francesco Rappa, adottano anche oltreoceano. L'utilità di esportare questo metodo che impone una diffusione più capillare, un'adesione meno traumatica ma più sostanziale e quindi più diffusa, che poi è quello che vuole l'organizzazione malavitosa, sia qua che là. I reati contestati sono di associazione mafiosa, estorsione, turbativa d'asta e incendi aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta ha anche accertato che in vecchie estorsioni commesse a danno di ristoratori di origine siciliane da anni a New York, Cosa Nostra siciliana avrebbe aiutato i clan americani a incassare facendo pressioni sui familiari delle vittime che vivono ancora in Sicilia. I carabinieri hanno arrestato due fratelli di 25 e 17 anni perché ritenuti responsabili del tentato omicidio di un uomo e delle lesioni personali gravi al fratello di quest'ultimo a Favara. Uno dei feriti è stato colpito alla testa con un calcio di una pistola, mentre l'altro è stato accoltellato al petto ed è stato trasferito in prognosi riservata all'ospedale civico di Palermo. I fratelli aggressori sono stati trovati in possesso di un coltello e di una pistola, appunto, sono stati arrestati. E adesso parliamo ancora di criminalità organizzata, perché le mani dei clan nel business delle scommesse illegali. La direzione investigativa antimafia ha eseguito arresti e 4 divieti di esercizio della professione tra l'Agrigentino e il Trapanese. Il servizio di Emanuela Corsi. Scommesse e giochi illegali, un business dietro il quale c'erano le mani dei clan. La direzione investigativa antimafia ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 10 persone tra l'Agrigentino e il Trapanese, di cui una in carcere, 5 ai domiciliari e 4 divieti di esercizio della professione e dell'attività imprenditoriale. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, denominata Breaking Bet, ha permesso di fare luce sugli interessi delle famiglie mafiose di Licata, Campobello di Licata e Campobello di Mazara, proprio nel business delle scommesse. Gli inquirenti hanno accertato una capillare distribuzione e installazione di postazioni per il gioco d'azzardo, realizzata attraverso società intestate a prestanomi. Tramite gli apparecchi collegati in rete a siti internet esteri, ai giocatori era consentito di partecipare a scommesse su eventi sportivi e scegliere, oltre a giochi di abilità a distanza, anche opzioni di gioco tipo videopoker e roulette. Agli indagati vengono contestati reati di concorso esterno in associazione mafiosa, esercizio abusivo di attività di intermediazione nella raccolta di gioco con l'installazione di apparecchiature in assenza di concessione dell'Agenzia dei Monopoli, estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. L'attività di scommesse era destinata a contribuire al sostentamento economico delle famiglie mafiose di Licata e Campobello di Licata, ma anche in parte ai vertici della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, permettendo a Cosa Nostra, oltre all'arricchimento economico, di intensificare il controllo delle attività economiche sul territorio. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP Ali El Abed Baghera, il cameriere tunisino di 32 anni accusato di aver ucciso con 3 colpi di pistola in via Roma a Palermo la notte tra venerdì e sabato il cameriere algerino Samir. Il cameriere tunisino ha ribadito di non essere stato lui a sparare, dice: io con quel delitto non c'entro nulla, mi rovino la vita per un cliente in più o in meno. Nel video mostrato si vede un uomo con un giubbotto nero che segue Samir per circa 20 minuti e poi fa fuoco di fronte alle poste di via Roma. Quel giubbotto non è stato trovato durante la perquisizione, così come la pistola, poi quell'uomo coperto non si vede in faccia, dice il suo avvocato Salvino Caputo. Non solo fughe di notizie per avvertire gli indagati, ma per rapina o per corruzione, ma anche le indagini per mafia erano nel mirino della talpa della Procura di Palermo, arrestata ieri. Il servizio. Non solo fughe di notizie per avvertire gli indagati per rapina o per corruzione, ma anche le indagini per mafia erano nel mirino della talpa della Procura di Palermo. Feliciano Leto è stato arrestato ieri e adesso emergono i dettagli delle notizie riservate che avrebbe carpito e fornito agli indagati. Leto avrebbe raccolto un intero hard disk copiando prove e atti dell'inchiesta della DDA per fornirli a Luigi Abate, boss del quartiere Calza di Palermo, conosciuto con il soprannome di Gino Umitra. Abate, dopo la morte 3 giorni fa di Antonio Lauricella, detto Uscintillo
Spilluni è l'ultimo boss del quartiere. Attualmente detenuto, ma potrebbe tornare presto in libertà. La Cassazione ha infatti rimandato alla Corte d'Appello l'ultima sentenza di condanna a 16 anni. Fine pena prevista quindi nel 2027, ma adesso le cose cambiano. La Suprema Corte ha infatti stabilito un riconteggio di quella pena, che potrebbe subire pesanti riduzioni. Per il GIP, Felice Leto era diventato il punto di riferimento per i diversi soggetti del circuito criminale palermitano a caccia di informazioni su indagini top secret. Grazie al suo ruolo di commesso giudiziario aveva libero accesso a decine di fascicoli della procura che spostava da una stanza all'altra, una posizione che gli consentiva di carpire notizie sulle attività investigative e di fare soffiate agli interessati. In altri 2 casi, oltre quello riguardante la mafia, Leto avrebbe avvertito i banditi di intercettazioni a loro cariche, spingendoli a dismettere le SIM in uso. Di grave danno alle indagini parla il GIP nella misura cautelare. Le notizie rivelate avrebbero compromesso le attività degli inquirenti. Vale 800 milioni di euro la finanziaria regionale per il 2024, il governo Schifani l'ha approvata questa mattina, adesso la invierà all'ARS, l'Assemblea Regionale Siciliana, per essere trasformata in legge. 40 articoli, numerosi provvedimenti, tra questi anche gli sconti sul bollo auto, gli interventi per la forestazione e le misure antincendio e poi incentivi per il lavoro, oltre che le royalties sull'estrazione dei gas che andranno ai comuni. Il servizio. Dal taglio del bollo auto alla certezza dei tempi per il trasferimento dei fondi regionali ai comuni, dalle royalties dell'estrazione del gas condivise proprio con i comuni e gli enti locali, ai contributi alle imprese che creano lavoro, dagli interventi sulla forestazione e antincendio a tanto altro. Eccola la prima manovra economico-finanziaria del governo Schifani, vale circa 800 milioni di euro, tutti reperiti con fondi regionali propri. In 40 articoli il governo della regione detta le regole per la gestione delle risorse nel 2024 e lo fa in tempi che dovranno permettere l'approvazione di bilancio e legge di stabilità entro la fine dell'anno in corso, evitando il ricorso all'esercizio provvisorio. Una manovra che punta sull'occupazione, sullo sviluppo, sulla crescita, sull'impresa. Il lavoro sicuro e certo nasce se l'impresa è in salute, può assumere e lo fa soltanto se può produrre bene ed essere competitiva. Questo è il nostro sforzo, lo sforzo anche di una grande attenzione agli enti locali, un'attenzione a tutti i collegamenti delle isole, al sociale, alla scuola. È una manovra che parla, ha un significato, ha una sua anima. Tutto questo è stato possibile grazie agli accordi stretti fra Palermo e Roma per correggere una serie di incongruenze nei conti e ripianare deficit che la regione si porta dietro da tempo. Sono tutti fondi regionali, lo abbiamo fatto grazie all'accordo che il presidente Schifani è riuscito a concludere col ministro Giorgetti. Il governo Meloni e il governo Schifani hanno dato un'impronta certamente storica alla Sicilia, perché ci consente di recuperare quello che nel passato ci avevano tolto. Ora toccherà al Parlamento, al quale la manovra sarà trasmessa entro la fine della settimana. Per legge ci sono 45 giorni e dunque il tempo dovrebbe essere sufficiente ad arrivare ad approvazione entro la fine dell'anno. Intanto in aula all'ARS c'è il collegato Terre, una manovra correttiva dei conti 2023, quindi dell'anno in corso, che l'assessore all'economia conta di portare ad approvazione entro mercoledì prossimo. Adesso anche la Commissione Antimafia siciliana vuole vederci chiaro sul concorso per la Parentopoli per quanto riguarda 46 forestali della regione siciliana. Si indaga sulla graduatoria, il primo, pensate, è il figlio dell'ex capo proprio della forestale. Il servizio. Parentopoli, ci risiamo. La Commissione Antimafia indaga sul concorso per 46 agenti forestali della regione. In 20.000 si sono presentati da tutta la Sicilia, partecipando alla selezione e inseguendo il sogno del posto fisso. La Commissione Antimafia e Anticorruzione all'ARS adesso vogliono vederci chiaro sull'intera procedura. Si indaga sia sul bando sia sulla graduatoria dopo le prove scritte. Il primo della lista è Alessio Salerno, figlio dell'ex capo della forestale. Al 15° posto Felice Bruscia, il nipote dell'ex assessore comunale di Palermo e componente dello staff dell'ex assessore al territorio Totò Cordaro. E la graduatoria si allunga con altri nomi eccellenti, al momento ancora al vaglio delle verifiche. Sul caso le opposizioni all'ARS chiedono la sospensione della selezione e una nuova commissione, ma il governo Schifani temporeggia e richiede altre verifiche interne. Nel frattempo si va avanti e si valutano i titoli. Sul concorso incombono ombre anche sulla composizione
deliberazione della commissione giudicante. Per 3 volte sono stati sostituiti i componenti, tra loro la sindacalista della CGIL Rosalia Pirrello e la dirigente del Dipartimento Lavoro Rita Camporetti, tutti rimossi per motivi che non sono stati ancora ben chiariti e che richiedono la trasparenza delle procedure. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di alcune curiosità. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Dicevo prima, parliamo di alcune curiosità. Oggi per esempio è la giornata internazionale del cappuccino, uno dei simboli della colazione italiana, amato un po' da tutti. C'è chi ne ha fatto uno strumento per diventare popolare sui social come un influencer originario di Messina. Guardate questo servizio curato da Francesco Aloi. Quando ha finito da fare il clistere, mi fai un cappuccino? Ma va. Tutti pazzi per il cappuccino, uno dei simboli della colazione all'italiana. Un mix di caffè e latte montato a vapore che risalirebbe al XVII secolo. Sarebbe stato un frate cappuccino ad aggiungere del latte al caffè in un bar di Vienna. Il nome quindi non è stato scelto a caso. 8 novembre Cappuccino Day, lo sapeva? Non lo sapevo, ma io il cappuccino lo adoro e non riesco a iniziare una giornata senza il cappuccino, quindi per me cappuccino sempre. Noi siamo per il caffè, no per il cappuccino. Ma il cappuccino le piace oppure niente? Sì, però preferisco il caffè. Però deve essere con la schiuma e se c'è magari qualche disegnino sopra è anche meglio, è più instagrammabile. Cornetto e cappuccino è la classica colazione da bar, ma oltre al gusto c'è chi dà importanza anche alla presentazione. La maggior parte delle volte scriviamo noi di spontaneità nostra, magari scriviamo un buongiorno, un buon sole, facciamo delle decorazioni magari inerenti alla giornata o al periodo. Tra i tanti influencer c'è chi ha avuto successo proprio grazie al cappuccino. Un barista messinese, Antonio Bernardo, in arte Tony Berry, è popolarissimo. Brioche cappuccino, brioche cappuccino. E così per il barista artista che da anni vive a Roma, disegnare Messi che bacia la Coppa del Mondo è un gioco da ragazzi. Ma l'immagine più bella è questa: Falcone e Borsellino raffigurati anche in un buon cappuccino. E allora restiamo in tema di legalità perché i carabinieri hanno presentato il nuovo calendario dell'arma per il 2024. Il tema scelto quest'anno è proprio il tema della comunità. Ce lo presenta Adelaide Barbagallo. 12 storie con un unico filo rosso, il senso del dovere, 12 mesi con l'arma. È stato presentato anche a Catania il nuovo calendario storico 2024 dei Carabinieri. Realizzato allo studio di design Pininfarina con il contributo dell'editorialista Massimo Gramellini per la creazione dei testi, il calendario mette in risalto la figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Ogni mese una foto e il racconto di una storia. Così l'iconica banda rossa della divisa dell'arma che dalla fiamma dell'emblema arriva sulla moto di pattuglia diventa la scia di un elicottero che porta viveri in un paese isolato dalla neve, raggiunge 2 militari che durante la pandemia portano la pensione a un anziano e poi arriva all'urna elettorale del 2 giugno 1946, sul ponte in Cadore dove una carabiniera ha convinto una donna a non gettarsi di sotto, fino alla gazzella che presidia i palazzoni di Tor Bella Monaca. Un calendario che ripercorre gli anni di vita dell'Arma dei Carabinieri, che ripercorre momenti particolari della nostra vita, sia momenti del passato che momenti della quotidianità, tutti legati da un filo conduttore che è quello del senso del dovere. Il calendario, tradotto in 8 lingue con una tiratura di 1.200.000 copie, è anche in formato da tavolo. Infine sono stati realizzati anche l'agenda e il planning. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza all'Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri e al reparto pediatrico dell'ospedale Morelli di Reggio Calabria. Questa è l'ultima notizia, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.